Salve a tutti cari lettori, benvenuti o bentornati qui sul canale. Io sono Olga e oggi siamo qui dopo tantissimo tempo per rispondere o in qualche modo realizzare un video che vi permetta attraverso 5 libri di scoprire la città di Firenze. Allora, chi mi segue da tempo in memoria sa che Firenze è una delle mie città preferite, se non la mia città preferita, almeno fino ad ora, e come sapete qui sul canale appunto c'è questa rubrica Paese che vai, letture che trovi, e tempo fa su Instagram vi avevo chiesto di scegliere tra due destinazioni. All'epoca Firenze non riuscì a vincere e quindi oggi siamo qui finalmente per realizzare questo video. Vi invito dunque a seguirmi su Instagram perché lì ogni tanto, come ho fatto anche recentemente, vi lascio un sondaggio in cui potete scegliere la prossima destinazione e quindi in qualche modo, se vi va di partecipare, se amate i viaggi, credo che magari questa rubrica possa fare al caso vostro. Peraltro vi ricordo che ho realizzato recentemente anche un podcast che si sofferma su un aspetto, ovvero perché viaggiamo, perché ci sono alcune persone particolarmente portate per i viaggi e altre che invece amano la propria casa come se non ci fosse nient'altro al mondo. Quindi magari vi lascio nelle schede questo podcast, potete ascoltarlo e magari ecco anche cercare di capire se voi siete una persona più sedentaria oppure amante dell'avventura. Ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito con questo video. Sono quasi tutti i libri che ho letto in qualche modo, ecco perché ve li ho proposti, tranne l'ultimo che non ho letto ma che vorrei leggere. Ma andiamo con ordine. Allora, primo libro, ovviamente quando parliamo di Firenze pensiamo al Medioevo, pensiamo a una figura particolare di cui quest'anno si festeggiano i 700 anni, di cui vi ho parlato nell'autore del mese di pochi giorni fa. Sto parlando di Dante Alighieri e quindi in qualche modo, se dovessi dirvi il libro che vi può aiutare effettivamente a scoprire la città di Firenze tramite gli occhi e la vita di Dante, vi consiglio La vita quotidiana al tempo di Dante Alighieri, edito all'epoca dalla Burri in questa edizione della vita quotidiana, ma ripubblicato recentemente in questa nuova edizione della quale vedete la copertina. È un libro secondo me proprio adatto, perché io mi ricordo che quando partii per Firenze, o comunque insomma stavo per partire, divorai questo libro in un giorno perché volevo capire molto meglio, diciamo, l'aspetto urbanistico della città, quello che mi attendeva, e considerato che i 700 anni appunto di Dante sono scaduti un paio di giorni fa, qui intanto la luce è andata via, quindi andiamo. Io in tutto questo, apro e chiudo parentesi, ho comprato quei pannelli riflettenti, insomma, che usano i fotografi, ma non so come usarli, quindi per adesso vi beccate i video così con la luce al naturale. Comunque vi dicevo, questo libro secondo me è perfetto per capire soprattutto l'aspetto urbanistico della città di Firenze, quindi capitolo per capitolo vi vengono descritte le case delle persone, come era strutturata la famiglia, i vari mestieri, lo sviluppo urbanistico della città, quindi quello che noi conosciamo della Firenze di oggi o che comunque colleghiamo al periodo dei Medici rispetto invece a quello che Dante vedeva con i suoi occhi al tempo. E secondo me è un aspetto molto interessante, un libro veramente magnifico perché vi fa capire che appunto se Dante era stato a Santa Croce o a Santa Maria Novella per studiare presso i due ordini religiosi che possedevano queste chiese, allo stesso tempo però Dante non vedeva Santa Maria Novella con la facciata di Leon Battista Alberti che noi conosciamo e che colleghiamo a quella chiesa. Quindi in qualche modo a volte quando studiamo forse la storia dell'arte e vediamo un monumento, forse ci dimentichiamo che noi vediamo un risultato, ma prima c'è stato tutto un processo e chi ci ha preceduto magari non sempre ha visto quel risultato. Quindi anche se noi colleghiamo la chiesa di Santa Maria Novella a Firenze in qualche modo, oppure la cupola di Santa Maria del Fiore, dobbiamo considerare che magari il nostro Dante, nato anni prima, non l'aveva proprio vista. Quindi anche questo secondo me è un aspetto molto interessante da prendere in considerazione. Secondo libro invece in questo caso è collegato più che altro a una figura
che noi colleghiamo alla città di Firenze e non solo. Sto parlando del testo di Alberto Angela, Gli occhi della Gioconda, che è un libro che per l'appunto vi parla di Leonardo da Vinci, delle sue diverse opere, della Gioconda, che appunto fu commissionata per un personaggio della nobiltà fiorentina, ma allo stesso tempo all'interno di questo libro trovate anche dei riferimenti anche qui alla vita quotidiana, al tempo, ecco, non voglio dire soltanto a Firenze o a Milano, ma in generale aspetti dell'abbigliamento, aspetti sociali, culturali, che potete comunque in qualche modo rintracciare anche nel testo precedente, però qui siamo in un momento leggermente successivo, chiaramente siamo nel 400, quindi molte cose che Dante non aveva visto invece il nostro Leonardo magari le ha viste. Peraltro a Firenze c'è anche un museo dedicato a Leonardo, quindi secondo me è interessante comunque vedere la città di Firenze anche attraverso gli occhi di alcune opere d'arte che l'hanno resa celebre e attraverso una delle figure comunque più emblematiche del suo secolo. Personalmente Leonardo non è tra i tre, Leonardo, Raffaello e Michelangelo, non è il mio preferito, nel senso che, come vi dissi all'epoca quando vi parlai di questo libro, non è proprio l'autore che io adoro alla follia, ecco, però allo stesso tempo riconosco comunque a Leonardo, soprattutto da un punto di vista ingegneristico e dal punto di vista del disegno anatomico, una precisione secondo me straordinaria, che veramente, insomma, io non so disegnare, ma anche se sapessi disegnare credo che concordiamo tutti sul fatto che effettivamente i suoi disegni anatomici sono qualcosa di straordinario. Quindi comunque secondo me è una lettura che deve essere fatta, anche perché la Gioconda, che è il suo quadro più famoso, è stata appunto commissionata, non sappiamo bene da chi, insomma, ma comunque da un esponente dell'aristocrazia fiorentina. Terzo libro, invece in questo caso è una biografia che riguarda però un personaggio che è stato poi peraltro anche protagonista dell'autore del mese di luglio, perché comunque quando noi andiamo a Firenze una delle tappe obbligatorie, ma proprio veramente obbligatorie, di Firenze sono sicuramente gli Uffizi, quindi il Museo degli Uffizi, ma che è la cui struttura era nata appunto come uffici amministrativi e solo l'ultimo piano era dedicato alle collezioni d'arte medicee. E tutti sanno, comunque dovrebbero sapere, che gli Uffizi sono stati progettati da Giorgio Vasari, quindi vi consiglio veramente la lettura di questo libro di cui vi ho parlato nell'autore del mese di luglio, che trovate nelle schede qua su, perché Giorgio Vasari è comunque il personaggio legato a Firenze, per quanto sia nato ad Arezzo e per quanto abbia girato anche un po' in tutta Italia, arrivando anche nella mia città, cioè a Napoli, però comunque in qualche modo se noi pensiamo a Giorgio Vasari pensiamo appunto agli Uffizi, all'affresco della cupola di Santa Maria del Fiore e al corridoio vasariano, che adesso se non erro è visitabile, cioè questo passaggio segreto che collegava Palazzo Vecchio, dove peraltro anche lì ci sono gli affreschi di Vasari, con Palazzo Pitti. Quindi secondo me comunque una delle figure più emblematiche della struttura urbanistica di oggi, tutto sommato, di Firenze, perché il cuore di Firenze, Palazzo della Signoria, è tutto vasariano, no? Cioè c'è tutto di Vasari, e anche comunque nella zona del Duomo, ripeto, l'affresco della cupola fu proprio fatto dal Vasari. Quindi secondo me in qualche modo, se andate a Firenze, non potete non aver letto una biografia su comunque su colui che è stato uno dei maggiori architetti del suo tempo, ma che comunque ha cambiato in modo, io direi veramente irreversibile, per nostra fortuna, l'aspetto di Firenze. Quindi questa biografia io l'ho trovata stupenda, come già vi ho detto anche nell'autore del mese dedicato, l'ho trovata bella non solo perché è la biografia su Vasari, ma vi vengono spiegate tantissime cose della storia dell'arte, che anche se non siete del settore, secondo me le dovete conoscere, perché vi fa vedere tutto in modo diverso. Io tanti aspetti che ho letto in questo libro già li conoscevo, quindi per me magari non era una novità, ma era una conferma di quello che avevo studiato in passato. Ma ripeto, anche se non conoscete benissimo la storia dell'arte, o forse a maggior ragione, ecco, se non siete degli esperti, troverete questo libro ancora più bello, perché magari scoprirete la vita di questo grande architetto, nonché pittore, ma allo stesso tempo scoprirete magari aspetti della storia dell'arte che non conoscevate e che invece magari vi apriranno la mente. Quarto libro invece, qui non è che scopriamo Firenze in senso stretto, però l'autore comunque che ha scritto questo libro è collegato un po' alla lingua, ecco, di Firenze. Sappiamo tutti comunque che il nostro italiano si basa sul dialetto fiorentino per tantissimi motivi che non sto qui a spiegarvi, perché
la trattazione richiederebbe veramente tantissimo tempo, però c'è un libro che tutti noi abbiamo letto da bambini, o comunque se non abbiamo letto almeno conosciamo la storia, e sto parlando di Pinocchio, scritto da Carlo Collodi, laddove però Collodi in realtà non è il cognome ma è il paese di origine dell'autore, e è un libro per l'appunto che io ho letto l'anno scorso, anche qui per un autore del mese, ed è stata per me una lettura piacevolissima. Ripeto, il libro non è ambientato a Firenze, quindi non vi aspettate le descrizioni, ecco, di Santa Maria del Fiore eccetera, ma la lingua che è stata utilizzata sì, comunque è l'italiano dell'Ottocento, ma è comunque su base fiorentina, ed è non solo comprensibilissimo ancora oggi, ma credo che il libro dia alla figura di Pinocchio, a questo testo, comunque un'ampiezza, un respiro veramente straordinario. E spesso appunto noi vediamo Pinocchio tramite il cartone della Disney, oppure io personalmente tante volte quando abbiamo fatto le recite scolastiche io ero sempre la fata turchina, perché all'epoca avevo i capelli biondi, anche se non ci crederete, lo so, però comunque è un libro che forse in qualche modo è legato un po' a tutta la nostra vita di adolescenti, di bambini, insomma. Poi in quel video dedicato a Pinocchio vi spiegavo meglio il mio rapporto con questo libro, che è stato, diciamo, traumatico, ma credo che in qualche modo abbia cambiato la mia vita in positivo, e quindi secondo me comunque se leggerete questo libro, ripeto, non troverete Firenze, però troverete il linguaggio, questo sì, comunque un modo di scrivere italiano, e che comunque ha fatto di Firenze la culla non solo poi del Rinascimento, ma poi un po' di tutta la cultura italiana, ecco, in qualche modo. Quindi secondo me è un libro non legato alla città in senso stretto, però legato alla sua identità in qualche modo, e quindi vi consiglio veramente di leggerlo. Infine l'ultimo libro è Camera con vista di Edward Morgan Foster, l'autore del quale io ho letto Casa Howard, che mi piacque tantissimo, e ho scoperto, perché non ho letto questo libro, che però ha scritto un testo, appunto Camera con vista, ambientato proprio a Firenze, soprattutto nella prima parte del libro. Non so dirvi benissimo la trama, ho letto qui e lì che dovrebbe da un lato un po' richiamare l'amante di Lady Chatterley, però non so quale sia stato scritto prima come testo. Comunque è sempre una forte critica un po' alla morale vittoriana, no? Un po' bigotta, un po' eccessiva, ormai démodé, ambientata appunto a Firenze, dove c'è questa storia d'amore tra questi due protagonisti. Ripeto, non conosco bene la trama, perché non mi ero proprio dimenticata che l'autore avesse scritto questo libro, però quando l'altro giorno ho cercato e ho detto fammi vedere un po' dei libri ambientati a Firenze, perché io comunque ho dei libri, appunto, La vita quotidiana al tempo di Dante, al tempo dei medici, ci sono tutti i libri, le saghe, i romanzi storici che potete leggere sui medici, questo è ovvio, e dunque ecco perché le ho bypassate, ma in qualche modo mi sono detta vediamo se c'è qualcos'altro, magari un libro che ho letto e non ricordo, e tra i vari testi appunto ho trovato questo qui, Camera con vista, che non ho letto ma che a questo punto leggerò quanto prima, considerato che è un classico, che l'autore già mi è piaciuto, che parla di Firenze, quindi ecco, sarò io stessa nel momento in cui realizzo questo video a trovare il suggerimento per la mia prossima lettura. Quindi non so com'è come libro, però a me piacque molto lo stile di scrittura di Edward Morgan Foster in Casa Howard, che vi lascio qui sulle schede perché ne parlai in qualche brew pub, quindi credo che forse prossimamente ne approfitterò appunto e leggerò questo libro. Sono stati dei suggerimenti molto veloci, ecco, però è chiaro su questo perché ho voluto in qualche modo evitare un po' i classici libri, no? Sui medici soprattutto, perché su quello ovviamente trovate di tutto e di più, così come ovviamente ora che mi viene in mente non ho nessun libro, ma potete leggere anche, ora che ci penso, il testo La cupola del mondo, di cui vi parlai in una recensione, perché lì il protagonista è Bramante, Michelangelo, Raffaello, li trovate un po' tutti, e lo trovai molto interessante perché lì c'è un pezzo ovviamente dedicato a Firenze, quindi comunque c'è e potete leggerlo, però in generale la lettura che potete fare è qualcosa inerente, diciamo, ai grandi autori del Rinascimento, perché in un modo o nell'altro sicuramente c'è Firenze di mezzo, ecco, quindi anche quella è un'opzione al di là di quelle che vi ho suggerito io. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, noi ci vediamo prossimamente e ovviamente, come dico sempre sul mio canale, ricordatevi che la lettura sia sempre con voi. Ciao!